Se i sindacati hanno delle doglianze specifiche ci facciano i nomi e i cognomi, perché ogni decisione può essere rivista, però così sparare nel mucchio non credo che sia di alcuna utilità. Questa è la risposta della Prefettura sul tema imprese attive nonostante il contagio. Al centro le autorizzazioni all'operatività sulle quali i sindacati nutrono forti dubbi. In ballo c'è la sicurezza dei lavoratori, ma anche una possibile ripresa del contagio, in una giornata come quella odierna che ha rivisto in Veneto la ripresa di alcuni cicli produttivi, confermata da Confindustria Veneto. Il principio nella Marca, sottolinea il prefetto, è quanto mai chiaro. E intanto per l'ennesima volta mi tocca dire che le prefetture in realtà non sono chiamate a dare via libera, ma casomai a sospendere delle attività che già proseguono. Questo per stabilire che la competenza operativa sulla salubrità nei luoghi di lavoro è degli SPISAL per le aziende che non hanno già avuto dal decreto ministeriale l'autorizzazione in quanto funzionali alle filiere necessarie. Poi ci sono le aziende che hanno avanzato istanze in prefettura perché ritengono di appartenere proprio a queste filiere, per le quali la prefettura può o meno emettere solo delle sospensioni di attività. Ad oggi, siccome le domande continuano ad arrivare, siamo arrivati a 2.800 istanze o comunicazioni che dir si voglia. Di queste abbiamo esaminato circa un 1.700-1.800 perché noi lavoriamo praticamente tutti i giorni, anche il sabato, e abbiamo adottato ad oggi 114 sospensioni. Non poche, sottolinea il prefetto, considerando che ad esempio a Padova i provvedimenti al momento non sarebbero più di una trentina. Resta comunque il fatto, conclude il prefetto, che prima di tutto c'è sempre la sicurezza dei lavoratori.